Silvana, in che modo l'esperienza acquisita nel campo, ha influenzato il lavoro che fai adesso con gli allievi, quindi anche da allenatrice e presidente di un'associazione? Allora, la mia situazione è un po' particolare, nel senso che ho iniziato con amici così per caso. Mi sono appassionata a questo sport, ho continuato per 30 anni giocando sempre, perché era la mia passione giocare con loro, tanto tanto. Ho fatto parte della nazionale femminile, poi alla fine, al momento, quando ho finito praticamente, arrivata all'età, e ho detto, chi me lo fa fare ritirarmi? Ho continuato a sostenere, perché mi piace proprio questo ambiente, continuando, facendo il presidente, vicepresidente per un periodo, adesso sono presidente da 4 anni e faccio fatica a mollare, sono troppo dentro a questo pezzo, a questo sport, mi dispiace tantissimo. Davide invece, Non mollo. come riesci a conciliare lo studio, lo sport e che obiettivi hai per il tuo percorso di specializzazione all'università? Allora, sicuramente non è qualcosa di semplice conciliare studio e sport, però in università si ha una autonomia tale da poterci organizzare tranquillamente, quindi magari arrivo da una giornata di studio e poi vado a fare allenamento. Qualche volta, se parliamo di allenamento in palestra, quindi preparazione atletica, posso anche permettermi di andare in palestra la mattina presto e poi studiare il pomeriggio, quindi diciamo cerco di avere una flessibilità tale da studiare nei tempi in cui non mi alleno e viceversa, cerco di incastrare gli impegni il più possibile. È difficile, ma è assolutamente fattibile per chiunque. Mentre come obiettivi futuri non ho ancora preso una decisione sulla specialità da intraprendere finito il percorso di studio di medicina. Cercherò di prendere una scelta nei prossimi anni e di sfruttare le esperienze in ospedale per maturare una decisione il più possibile ponderata, sapendo che si è sempre in tempo per cambiare comunque. E in ambito sportivo invece ti piacerebbe allenare in futuro? In futuro, quando non potrò più fare il giocatore, sicuramente mi piacerebbe allenare, vedrò dove mi porterà la vita, se gli impegni me lo concederanno, però sì, sarebbe un'esperienza che mi piacerebbe provare. Ok, e gli obiettivi futuri per entrambi? Per quanto riguarda lo sport, c'è sicuramente la nazionale italiana, come anche obiettivi con il Padova. Sarebbe stupendo intanto vincere il campionato di Serie B, magari un giorno anche vincere un campionato di Serie A sarebbe stupendo, così come un Eurocup. I trofei è sempre bello provare a portarli a casa, soprattutto con la propria squadra e con i propri compagni. Obiettivi futuri invece per quanto riguarda lo studio, c'è sicuramente l'intenzione di essere il medico migliore possibile, non solo dal punto di vista di qualità delle cure e quindi di preparazione e di studio, ma anche come sensibilità e empatia per quanto riguarda il paziente, che è sempre al centro. I miei obiettivi, allora, io nel 2007, quando giocavo ancora, ho già vinto una Coppa Italia, una Supercoppa e un torneo internazionale. Adesso come presidente vorrei vincere un campionato di Serie A. Mi manca il campionato di Serie A e vorrei come presidente, ti ripeto, vincere un campionato di Serie A. Bene, grazie mille.